Allora, siamo arrivati a pochi minuti dalla chiusura, rispondiamo al e quindi di chi ci chiede, quindi cosa fare, quindi quando abbiamo già pagato. Allora, Vediamo un po' di dare delle il quindi è risposte. molto semplice, nel senso che Ricordando che stiamo parlando di multiproprietà in questo caso qui, giusto? sì, o diciamo macro definizione di multiproprietà, perché parliamo di certificati associativi, parliamo di Cioè, cosa può punti di essere venduto in modo che in affiliazione. pochi minuti i nostri telespettatori Beh, molto capiscano? semplicemente questi consumatori sono stati contattati negli anni dal 2000 ad oggi in un albergo per un party dove gli sarebbe stato consegnato un buono vacanze gratuito. Lì invece davanti a centinaia di persone, musica, feste, balli e quant'altro, gli veniva fatto sottoscrivere un primo contratto e poi veniva preso un appuntamento in casa con un funzionario venditore qualche giorno dopo, in orari un po' strani, quindi 7, 8, 9 di sera, con bimbi che correvano per strada e lì sottoscrivevano, non si sa come, non si sa perché, qualunque tipologia di clausole. Molto spesso questi contratti, queste vendite di affiliazioni, che peraltro hanno una validità che è a volte limitata, a volte da qui al 2050 e giù di lì, obbligano chi ha sottoscritto a pagare una quota annuale di spese di gestione che vanno dalle 400 alle 800 euro all'anno. Quando veniva poi fatto sottoscrivere il contratto di cessione, di vendita di questo prodotto, unitamente c'era anche il contratto di finanziamento collegato, con il quale sottoscrivevano direttamente con il funzionario che gli aveva venduto la multiproprietà. La maggior parte delle persone non è mai andata o è andata una volta e ha avuto moltissima difficoltà ad utilizzare questi prodotti, ma questo è irrilevante. Sta di fatto che questi contratti sono nulli e possono essere impugnati. Sono Allora, nulli. sono nulli. I contratti possono essere impugnati. Questo è La molto nullità importante. è imprescrittibile. Io avrei potuto farlo nel 1960 il contratto. Questo è E importantissimo il quello che contratto vuoi è dire. tuttora nullo e tuttora impugnabile. La differenza è quella che io non posso aver aspettato 40 anni, 50 anni per chiedere la restituzione delle somme. Certo. Io la restituzione delle somme la posso richiedere, sì, se è decorso un termine non più lungo di 10 anni. Quindi se chi ci ascolta avesse sottoscritto nell'arco di 9 anni e mezzo, No, ma diciamo, attenzione, perché la questione è anche diversa. Io posso avere anche un contratto del 2002 e posso richiedere la restituzione alla finanziaria delle somme che ho pagato, perché ho finito l'ultima rata, l'ho pagata poco meno di 10 anni fa. Questo è Bisogna guardare l'ultima rata. Bisogna vedere l'ultima rata. Dall'ultima quindi... rata si guardano ai 10 anni. Allora, se la signora Maria che ci ascolta, avesse fatto una cosa del genere, quindi l'ultima rata l'ha pagata 9 anni fa, Certo. per assurdo, ma magari invece l'ha pagata proprio ieri oppure qualche O è giorno ancora in fa, corso. è ancora in corso, che cosa le consigliate di fare? Beh, può contattare la Federcontribuenti. Perché si può ancora fare qualcosa, come diceva l'avvocato, no? Assolutamente. Si può contattare la Federcontribuenti, esporre la questione, il suo problema, Portare i documenti. portare i documenti, perché naturalmente i documenti sono fondamentali, e si valuta la possibilità o meno di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di vendita. Della nullità, quindi che vuol Nullità. dire quel contratto come se non fosse mai stato fatto. Esattamente. E Verificare se ci sono ancora margini per ottenere il rimborso delle somme che la signora Maria ha versato negli anni per il pagamento del finanziamento. esatto, questa è la parte grossa, quella interessante, perché uno Certo. dice che tu mi dichiari nullo sto contratto, anche no, perché a questo punto ormai l'ho quasi pagato tutto, poco mi manca, se Sì, poco però manca... allora dobbiamo cercare di distinguere anche quelle che sono le attività poi che si vanno a intraprendere, perché un conto è l'affiliazione al club oppure la quota in time sharing di questa multiproprietà. Certo. E un conto è il contratto di finanziamento. Nel momento in cui io riesco a dichiarare nullo il contratto di vendita, fa stato non nei confronti del club, che molto spesso ha una sede estera, perché sarebbe improbabile
e pressoché economicamente non vantaggioso andare a far accertare la nullità anche nei confronti dell'ente che gestisce il club. Io vado ad annullare, a chiedere la nullità, ad accertare la nullità del contratto di vendita, non del prodotto che ho acquistato. Cioè, anche nel momento in cui io ottengo la sentenza, io il mio prodotto tendenzialmente me lo tengo. E allora lì c'è la possibilità comunque, che è la cosa anche questa primaria, di riuscire a sciogliermi da questo vincolo che diversamente posso trasmettere ai miei eredi fin tanto che il club non scade. Questa è una cosa importantissima. E questa è un'attività che esula dalla causa. Si tratta di attività stragiudiziale che viene fatta tramite consulenti esteri nel luogo in cui ha sede la società di gestione del club. Chiaro. Allora io vi ringrazio, il tempo è volato letteralmente, cioè siamo già arrivati al termine, speriamo di aver dato degli elementi, anzi siete stati chiarissimi e anche più che degli elementi sufficienti. L'importante è che chi non avesse capito, seguito tutti quanti i discorsi che abbiamo fatto, gli si sia insinuato il dubbio che qualcosa può fare, quindi di non lasciar perdere, di non arrendersi o comunque, come suggeriva anche il nostro telespettatore, di stare molto molto attenti, e se non avete la capacità, il tempo, la possibilità di leggere tutti i documenti, non firmate subito, chiedete, avete il diritto di portarveli a casa, c'è l'associazione, c'è Federcontribuenti, vi può dare una mano, ci sono tantissime opportunità pur di non cadere in situazioni come queste. Poi vedete quanti anni per riuscire ad avvenire ad una sentenza, per esempio, che ci dà anche un certo tipo di risultato. Detto questo, noi vi promettiamo che presto avremo ancora i nostri ospiti, affronteremo questi temi per ricordarvi che c'è sempre una possibilità, una via d'uscita. Li ringraziamo, auguriamo loro un buon lavoro perché devono correre ancora a lavorare anche per voi, a voi buon proseguimento, noi ci vediamo presto.